quando sono venuto qui a Carbonia mi hanno dato la cartolina di assunzione, mi sono presentato in casermaggio e mi hanno consegnato il corredo, coperte, lenzuola, gavetta, gavettino, che mi sono rimasto sbalordito quando ho visto le lenzuole, che ho chiesto, per esempio, ma questi per chi sono? Ma però lo disse in sardo, giusto pochi punti, e punti podui, un altro in sardo. E vabbè, mi accompagnano al letto, alla branda, il legno, di fata, di sacco, di ballaglio, noi diciamo, che si apre e si chiude. E mi sono trovato così bene. Viene l'ora di andare al ragno, nell'albergo della mensa, e vedo pasta asciutta, che si vedeva in paese per Pasqua, per Ferragosto e qualche volta per Natale. Allora, cosa è successo? Questa pasta asciutta, poi c'era il secondo, spezzatino, cappellate di mattina. Io ero abituato sempre in campagna, con le pecore, con le vacche dei padroni, sempre il pane d'orzo, cipolla e qualche volta ricotta, non formaggio, ricotta. E che è successo? Come mi hanno dato i primi soldi? Mi ricordo che ho preso la prima paga che è entrato in marzo, 1° marzo, e pagavano la paga il 15 aprile. E mi aveva dato 121 lire di paga. 121 lire che mandò 50 lire a mia mamma. 50 lire, non 500, 50 lire. Scrivo una lettera e disse a mia mamma: mamma, tu mi parlavi sempre dell'America, che era tanto lontano, che l'aveva scoperta Cristoforo Colombo, perché io Colombo non sapevo dire. L'America è qui a Carbonia. C'ho la pasta asciutta tutti i giorni, minestrone, spezzatino, cappellate e tutto. Altro, questa è l'America che mi parlavi. E disse questo a mia mamma. Inoltre siamo pago prusomanco 70 chimbe. De custoso una vecchina sono fora. Siamo spacauso a Zoronada, al Dor Franco su 20. Pacao da su principale, del comune, che sa amministrazione. In questa maniera traballiamo 24 ore di sechino. 3 turnos de 3 ore, de 8 ore cada uno. Su primo comincia a Sasotto de Manzano e finiti a Salvatore de Portadiere. Sattiro da Salvatore fino a mezzanotte. E su terzo da mezzanotte fino a Sasotto de Sincrasa Manzano. Per traballare siamo incurviados, quasi corcados. E su pispiare si chiu de sabba, non si fonde tutto. Deppimos a barrare 8 ore in mese con sta bolotto, tutto brutto, de su prugare, de su materiale. Torniamo oggi in Sardegna in un'ora tragica per gli eccidi di ieri e per le tormentose incertezze del domani. Torniamo in giorni così bui nei luoghi dove già ci recavamo 8 mesi fa, convinti di poter contribuire alla nascita di una nuova forma, più civile, di competizione fra capitale e lavoro. Ci illudevamo. La città che allora ci accoglieva è oggi rossa di sangue plebeo sparso durante una dimostrazione contro l'alto prezzo del pane. Perciò, invitati dalla Lega dei Minatori di Bugerro, non abbiamo esitato un istante a partire. Ma ora, mentre il vapore si allontana dal porto, penso che forse questo mio viaggio non sarà di sollievo né di utilità ad alcuno. I morti saranno sepolti. Con i feriti, che nel frattempo l'autorità avrà dichiarato in arresto, non mi faranno parlare. Circa le immediate responsabilità degli eccidi,
Le versioni, come sempre, saranno due, una completamente diversa dall'altra. Innanzi alla furia degli arresti, che i giornali già annunciano numerosissimi, non ci sarà modo di reagire poiché manca il governo. Sonnino non c'è più, Giolitti non c'è ancora. Dovrei dare un premio di riconoscenza a un povero lavoratore che ha passato 20 anni della vita sua lavorando sottoterra. A chi il lavoro dei minatori non può essere paragonato a questo delle altre industrie, a chi si lavora di più e si è più bisatrati. Ci deve più cavalli, in questo passaggio strinto e scurioso. Non due pacchettos, così vorrei riposare da tanto in tanto con tutto il savarramento a coggio. Cavendinci, potevo di sia, poiché che non due nuda non disafferrai. Poi questo ci cavavo su uno e tese satro. Poi se si ne scappa d'un ferro e c'è lui di a zube e scompaggi che punta a zutta, mi mori cancuno. Ma dei disattrezzi non li volevo fare del manco. La manodopera è assai cara in Sardegna rispetto alle regioni metallifere del continente italiano. Le femmine e i ragazzi sono dell'isola, ma degli operai applicati alle miniere forse un quarto viene dal continente. Gli operai dell'isola sono molto intelligenti, specialmente i giovanotti, pieni di brio e spirito incredibile. Essi però sono meno costanti nel lavoro che richiede sviluppo continuato di forza motrice. Quindi, malgrado il maggior costo degli operai continentali, i direttori delle miniere preferiscono affidare a questi i lavori per i quali occorra una sollecita ultimazione. Gli operai continentali vengono dal canavese o dal bergamasco. Il minatore piemontese si dimostra forte, ardito, ardente nel lavoro, ma un po' disordinato nelle sue abitudini. Ha più ardore di tutti nel lavoro a cottimo, riuscendo a lucrare anche 6 o 7 lire al giorno. Il bergamasco invece è più sobrio e più tranquillo e si accontenta di giungere a un lucro di 4 o 5 lire. Il sardo ha minori bisogni, si cura poco dell'avvenire e organizza il suo lavoro in modo da aver bisogno solo di 2 o 3 lire al giorno. Gli operai qualificati alle fonderie sono tutti sardi. Essi hanno tutti l'intelligenza e le qualità necessarie per le fonderie ed inoltre soffrono meno le emanazioni dei fumi piombiferi. Quando arriva la sera compressa, posso fumo e sopruvini, non si bie a pari. C'ho da bolli occhiali, sì. Una maschera. Devo, per colpa dell'acido carbonico, mi sono intendi un male 3 volte. Tanti che manti trasferì in altro luogo per travallare. Su trabalho de 4 operai, su. Antinaga d'occo da dove in duso. Esi non c'ernesce da zivai, in sano manca di espunizioni. Ma me da volta se non si vuoi fare, poi che non si può. In cantieri succede
che quando zacca termina, se a barra tarrogo del rocca piccaus, e i operai sono obbligati a andare a ruì, a croppo di picche e patte. Questa operazione si narra da disgaccio. Sono vari gruppi di catapecchie gli abituri della Poveraglia, alcune delle quali inferiori ai Tocula Bissini. Tutto appartiene alla società che sfrutta la miniera, una società belga, con un direttore belga, che ha fama di essere tra i migliori e più umani direttori di miniera dell'Iglesiente. Domani un capriccio del capitalismo potrebbe cintare case e capanne, l'intero villaggio sequestrando, imprigionando, sottoponendo ai regolamenti di chi vive sulla forza di lavoro non pagata delle migliaia di formiche umane che consumano la brutta esistenza nelle tenebre e nell'umidore del sottosuolo. Gli operai così appartengono al padrone dentro e fuori la miniera, quando lavorano, quando mangiano, quando dormono, sempre. Governo e Parlamento, preoccupati dello stato dei lavoratori del sottosuolo minerario, hanno creduto utile di procedere ad un'inchiesta parlamentare per attingere direttamente tutti gli elementi utili e necessari sia per quanto riguarda l'industria nei suoi rapporti con gli operai, sia per quanto riguarda la condizione della classe lavoratrice nel suo complesso. La nostra commissione sta svolgendo direttamente siffatte indagini nella persuasione che per raggiungere un sempre crescente progresso sia necessario l'accordo fra gli operai e gli industriali nel loro reciproco interesse. Seu Goiao, babbo de dos filhos, ottimista. No guadagno brute 270, 280 francos a sadì, brincando ai 6 e scappando ai 6. E mangiamo a Maria. Questa giornata non è pagata come ti debitessi. Questo è un ottimo che ha la pascia di ogni volta che c'è di guadagnare anche cosa in pruso. O vuoi comprare perché da cosa va a in pruso. Noi si finiti, che si muore da finiconi, mentre i sfrori quando si siccano. Andavamo a cercare il materiale che buttavano i faguni, c'era ancora del materiale ricco e andavamo lì a cercarne, sì, con i grembiuli, e lo portavamo a piazza. Poi c'erano le tavole in piazza come si chiama, e le pietre per sederci a guardarlo, questo materiale, lo metteva sopra queste tavole e lo guardavamo, quello che era buono si metteva a una parte, lo sterile si buttava nuovamente in discarica. E eravamo lavorando lì tutte, insomma, alla mia età no, non ce n'era altra, ce n'era uno solo che si chiamava Giuseppe Purcu, Bellebia, si chiamava a soprannome Bellebia. E questo qui lavorava lo stesso come noi perché era piccolo, in galleria non poteva andare, E raccontavamo delle storielle, cantavamo lo stesso, facendo quel lavoro e cantando e raccontando storielle lo stesso. Poi quando veniva il momento di finire quello, tornavamo in discarica a portare nuovamente questo materiale, se ce n'era ancora. Quando non ce n'era, che non ne trovavamo, poi portavano i faguni dalla galleria e li buttavano nel piazzale e li scaricavano e noi li prendevamo da lì e si purgava, si diceva così, purgare su grano, in dialetto, su grano, e lo pulivamo sopra il tavolo, quello. E tutto a una parte si metteva il buono, la brenda e la gallena e lo sterile. Lo sterile è quello che dovevamo buttare. La brenda e la gallena, che la gallena è quella che è lì, si conservava. E quella dovevamo presentare noi.
noi quando dovevamo uscire dal lavoro avevamo uno scialle e mettevamo la palletta appeso con un cinto così, con lo scialle sotto la gonella, no? Sotto la gonna e tutte le cosettine appese, no? Un treppiedi, mica tutti i giorni, no? Uno spiede un giorno, un treppiedi piccolino, una volta un martello grande, sempre appesi con lo scialle, no? Perché c'era la guardia, no? C'era la guardia, allora le donne non ci frugava, alle donne faceva fare solo così e non ci frugava, però noi lo portavamo sotto le gonne. Allora un giorno la guardia ha detto così, dice, lei dice, si è assunta, che cosa c'ha? Meschina, adesso è morta quella donna. Dice, guardi, quello che c'ho, dice, glielo posso vedere anche, dice, far vedere, dice, ho un po' di carbonera del fuoco che abbiamo fatto. Siccome si faceva il fuoco, gliel'ho detto, allora il carbone si spegneva con l'acqua e lei se lo portava a casa, quel po' di carbonella che rimanevano, e gliel'aveva portata via, non gliel'aveva data, no, quella carbonella, no. Così un giorno dietro c'era un carabiniere, ha detto, ma voi donne, dice, cosa portate via a casa? C'erano due carabinieri, no? Noi non portiamo niente a casa, ma è possibile, ma guardi un po' se abbiamo cosa. Allora la guardia Ziusteri gli ha detto, si chiamava Ziusteri, è morto anche lui, dice, ma si può, dopo una prova venire a frugarmi? Ma che gli era detto che lei viene a frugarmi? Dopo una donna può frugare a una donna, dopo non lei, un uomo, lei frughi gli uomini, non le donne. Poi, guardi, cosa ci abbiamo noi? Abbiamo tirato lo scialle, ci avevamo sotto, ben messo, mi capisce? Andavamo a gonella, non a vestito, non avevamo una gonella sopra per andare al lavoro. Allora un martellino, una cosa, la gonella era riccia e non si vedeva, no? Quindi si trasportava le cosettine così, no? Non cose, carbonella, martellino, spiedo, un treppiedi, tutte cosettine, pezzettini di legno, perché non volevano neanche il legno, anche i pezzettini di legno trasportavamo così, no? E abbiamo girato al tempo tirando così. L'amministrazione della miniera è una scelta veramente. Questa cosadura desainese, sa dinamite e sa bravura, solo, su cotone, questo è tutto a carico nostro. Piegavo su sa miccia a 5 soldi sa madassa. Scasso la vostra dinamite a 7 franchi su 100. Solo a 9 soldi si è messo sul litro. Su cotone si arrangia pure punto a carico nostro. Sa veramente. Questa società ti dà entrega a su caporali, chi la paga 80 kg. Su caporali, prima di donare a nostro, da pesala, ma non si da poi pagare. Però, d'ognotti che anche uno dei nostri sentiantele, tutto questo veramente ci deve pittorrai. Poi te che pesate e pagate pure dei nostri a metà di prezzo. E lo pagate di più pure. Ma, forse se poi te che si spaccia che si davanti a pagare. Io sto forando con la perforatrice sulla spalla. A fornello, si chiama facendo il fornello, dove devi andare verticalmente in piombo. Adesso sto forando piano piano, come avanza il ferro, io mi alzo, ecco, e arrivo così. Adesso questa è la produzione del fornello. Io fino adesso ho forato in fornello. Adesso la produzione di perforare in tracciamento o in taglio, ma orizzontale, in tracciamento. Mi la metto qui, la perforatrice, mano a mano che avanza il ferro, mantengo sempre la macchina equilibrata, perché se la mollo di equilibramento si intasa il ferro, si piega il ferro e rimane il ferro dentro. Ecco, ho forato verticalmente. Tiro fuori il ferro. Verticalmente, orizzontalmente. Adesso in discenderia. Io ho la perforatrice in questa posizione, così, mano a mano che avanza il ferro io avvicino sempre e finisco il foro sempre la perforatrice. Adesso tiro fuori, che questo è un attimo di molta fatica a tirare fuori. In discenderia è più fatica a tirare fuori ferro che a fare il foro. Sono le 3 posizioni.
il padre Lemine. Ho conosciuto dei lavori molto critici, molto bestiali, perché all'inizio si lavorava senza, a fondo cieco, senza aria, dove uno diventava mattido di sudore. A me mi è capitato di lavorare in certe gallerie che quando uscivo prendevo lo stivale e lo svuotavo dal sudore, perché non vi erano riflussi d'aria nelle miniere, in quei tempi, nei primi tempi. Poi man mano che si è andato si sono creati dei flussi di ventilazione e ha cambiato il sistema anche di lavorarci. Della miniera sapevo che era un posto di lavoro pesante, duro, di un grande sacrificio, perché a quei tempi le miniere non erano tanto sviluppate come ora, erano disastrose, molta gente moriva in miniera, una volta era scoppiato anche il Grisù e lì è stato proprio un disastro degli operai. E se devo raccontare che la prima volta che ho visto mio marito tornare dalla miniera io non l'ho conosciuto. Non l'ho conosciuto, mi ha detto la paesana, vedi a tuo marito che sta venendo da lavoro. Mio marito? Quale mio marito? Quello non è mio marito, ho detto, si vedevano solo i denti. È stata un'impressione proprio che ho provato uno shock in quel momento, perché non mi è sembrato mio marito in quel momento. In miniera succedevano diversi incidenti mortali.
allora magari siccome era gente certo non preparata, venuta dalle campagne come sono stato io la prima volta, quindi incompetente e un po' proprio per mancanza di conoscere bene la miniera succedevano questi incidenti. Però non era solo questo. C'era anche la pressione da parte della direzione con i loro capisquadra, che noi ritenevamo che fossero degli aguzzini, perché pur di fare la produzione queste persone non guardavano, anche loro essendo capisquadra e certamente non avevano fatto nessun tirocinio e non avevano fatto l'università, comandavano la gente e li spingevano allo sbaraglio e in questi casi chi ci restava, quindi responsabile non era quasi mai nessuno. Ora ti mando in baracca e se oggi non ti va di lavorare non ti faccio lavorare neanche domani. Questo dico se sorprendo l'operaio in una mancanza non grave. Che valore ha questa espressione, ti mando in baracca? Significa che quando mando in baracca quella mezza giornata lavorata viene levata. È stato riferito che nelle miniere, per alcuni lavori, gli operai sono costretti ad eseguire dei lavori superiori alle loro forze. Questo è esatto oppure no? In coscienza, ho fatto il caporale per tanti anni. E quando occorre 3 operai, mando 3 operai. Quando ne occorre 2, ne mando 2. Il posto del caporale è un posto delicato. E io ho sempre trattato bene gli operai. Da 12 anni sono caporale. Dall'età di 15 anni sono stato in miniera a Bergamo. E dopo 5 anni, prima di venire in Sardegna, sono andato in Africa. Se sorprendo qualche operaio nel nascondere quello che sta mangiando, gli dico, mangiate pure. Quello che faccio è vigilare che non si occupi troppo tempo. E poi è per il loro bene. Mangiando con le mani sudice ne viene danno alla salute. V'è disciplina in miniera? Quando gli operai fanno una mancanza vengono puniti. Io non tolgo loro né la mezza o il quarto della giornata. E raramente li sospendo. La punizione che do loro è questa. Mi mostro dispiaciuto. Tengo il broncio con loro per qualche ora. Ed essi, che sentono e comprendono, si pentono della mancanza e procurano di non darmi più dispiaceri. Io sono caporale interno e sotto di me ho circa 90 operai. Verso i minatori mantengo questa disciplina. I minatori devono fare il loro dovere e obbedire a tutti gli ordini che do. Quando manco di qualcosa li sospendo o per mezza giornata o per giornata intera. Le multe che do sono di 25 centesimi. Le do quando ne posso fare a meno per mantenere l'ordine. Gli operai sono buoni e cattivi. Bisogna spronarli al lavoro, perché la maggioranza ama piuttosto riposare che lavorare. Spesso trovo dei minatori che invece di far la mina dormono. Altri seduti che mangiano, quantunque far colazione in miniera sia severamente vietato. Le miniere rappresentavano un'isola nell'isola, un mondo completamente diverso da quello che lo circondava. Per poter fare un riferimento basterebbe ricordare che all'inizio del secolo Bugerro era definita la piccola Parigi, perché è il primo centro in Sardegna dove sono apparse le vetrine dei negozi. E così poi questa situazione si è mantenuta, ma perché? Perché le società minerarie, i dirigenti delle società minerarie erano tutta gente dell'alta borghesia italiana, e non soltanto italiana, perché la Pertusola, per esempio, è una società francese, i Rothschild, la Penaroia, quindi società che mandavano qui in Sardegna spesso loro visitatori, dirigenti, azionisti, che giungevano nelle miniere con le loro signore, vestite all'ultima moda, e quindi, come si dice, il dernier cri di Parigi spesso arrivava nelle miniere, prima che arrivasse alle città come Cagliari.
Ruscioso, che si vanno papà in cantiere, si nostri. Ma non ti potevo fare del manco, che si viga a fammi. Sì, sa cosa che va Paolo, fessi più sostanziosa. Io sapevo parlare, finza se si accabate su turno, che ne papai. Ma su sostentamento, e pa. E sara se sopperai, e sto brigavo a marolla, a si papai, musiede vai, niente, inca un gentito con prugno di calamina e di altri minerali. Per comprare andremo su a sa bottega de Sumere, che potremo spiegare a debito che sul libretto. De su pane che ha piccato terisi, ha potuto manicare solo a parte vora, su resto l'ha portato una bozza, l'ha piscuta su muro, da stare attaccata. Si raggiungeva la quindicina, dopo il lavorato 15 giorni, si andava a prendere lo stipendio era rimasto all'azienda, perché l'azienda aveva la cooperativa che era sua. E quindi ogni giorno, a fine giornata, si andava dall'impiegato per lasciarci il buono era un buono di presenza, quello lì, che era una garanzia per la cooperativa per prendere quello che era necessario per mangiare, pane, pasta, olio, tutte quelle cose lì. E quindi alla fine dei 15 giorni era rimasto, se non doveva aggiungere, non era rimasto niente, perché in quel tempo lì se si mangiava non prendeva le scarpe, se prendeva una camicia non mangiava, se prendeva le scarpe non mangiava, e quindi se mangiava rimaneva a piedi nudi e tutto l'altro. Il minatore o il manovale di miniera, a seconda della lontananza del posto di lavoro, per avere il tempo di lavarsi e vestirsi, è costretto di solito ad alzarsi alle 4 del mattino. Per arrivare in miniera gli occorre mediamente un'ora. Durante il cammino, essendo digiuno dalla sera prima, comincia a mangiare mezzo chilo di pane, che oggi costa 45 centesimi al chilo, e sono 22 centesimi e mezzo. Alle 9 fa un intervallo e mangia un altro mezzo chilo di pane, altri 22 centesimi e mezzo. A mezzogiorno un altro mezzo chilo di pane e 10 centesimi di formaggio, 32 centesimi e mezzo. Alla sera, quando rincasa, cosa trova per cena? Mezzo chilo di pane con un po' di minestra, cioè 10 centesimi di olio, 5 di condimento, 400 grammi di pasta, cioè 25 centesimi. E si arriva così a 40 centesimi. Aggiungiamoci quel litro di vino al giorno perché si mantenga in forze per lavorare e sono altri 20 centesimi. A queste spese vanno aggiunti 20 centesimi per pulizia e luce per la notte e diciamo 10 centesimi di pigione. Totale delle spese 2 lire al giorno. Un minatore prende in miniera 41 lire e 60 centesimi al mese. Prendendo il caso di un lavoratore sulle cui spalle non gravi il peso di una famiglia, abbiamo visto che soltanto per mangiare tutti i giorni pane e minestra, giusto per non morire di fame, ne spende 60. È andato Luigi Spanusavia, tabasso a su camerone, tremante di su dolore e confusa di agonia. Se io non ci cubaia, decurata le marcura, su zucchero non sa posto sa miniere in tristura. Rotalbato si avviana, mirare a due marrucus, e de caffè battodore, le sa gettato tremore, cantana visto sul luco, non vale nulla né fuoco né per una creatura, su zucchero non sa posto sa miniere in tristura. La condizione di isolamento e di lontananza da importanti centri di popolazione rende grave e penoso il problema del rifornimento dei viveri e delle altre merci necessarie per la vita degli operai. Sono le condizioni che hanno cagionato in tutti i paesi quella forma di sfruttamento dei minatori che viene detta track system, e cioè pagamento in natura di tutto il salario o di parte di esso, con notevole guadagno da parte dell'imprenditore
e la conseguente menomazione abusiva della paga. Montevecchia era fornita di tutto, c'era la cantina, lo spaccio, cosiddetto lo spaccio, ce n'era più di una, distribuita in tutta la miniera, ce n'era in vari posti, e poi c'era il magazzino vestiario, cioè per acquistare questa merce, vestiario compreso, cosa si faceva? Si andava in direzione e si prelevavano i gettoni, che noi in sardo chiamavamo le marche, cioè queste qua. Ecco, ce n'erano di vari pezzi, 50 lire, 100 lire, 1000 lire e via dicendo, no? Che noi si andava ad acquistare quel che si voleva e si pagava con questi gettoni. Cosa posso dirvi? Che se un operaio, facciamo un esempio, guadagnava 100.000 lire, ne spendeva lungo il mese 80.000 con questi gettoni, il giorno della paga la società non dava altro che 20.000 lire all'operaio, ma gliele dava in soldi correnti, cioè che un operaio le spendeva dove voleva, come meglio credeva. Tutto qua. Nel distretto minerario di Iglesias noi troviamo sostanzialmente le 5 forme di track system, la cui esistenza viene invece negata dall'Associazione Mineraria Sarda. E cioè, primo, il padrone paga tutto o parte del salario in mercanzia, quotandolo a un prezzo superiore a quello di mercato. Secondo, il padrone paga in denaro, ma possiede una bottega dove l'operaio è tenuto ad approvvigionarsi. Terzo, la bottega non è punto tenuta dal padrone, ma da un suo parente o da una persona che egli protegga, e gli operai devono provvedersi presso di essa se vogliono avere del lavoro. Quarto, il padrone non fa direttamente o indirettamente alcuna ritenuta sul salario, paga in denaro e non ha bottega, ma un impiegato o un capomastro possiedono una bottega o una bettola e riescono a far escludere dalla miniera gli operai che non le frequentano. Quinto, l'operaio è pagato da un intermediario. Costui possiede una bettola dove l'operaio è obbligato a consumare.
Le case sono poche rispetto alla popolazione agglomerata del paese, ove 3 o 4 famiglie vivono insieme in una deplorevole promiscuità di sesso, in ambienti di per sé stessi non igienici e che costano da 8 a 10-12 lire al mese. Oggi ci sono ancora però stamberghe, capanne di terreno, frasche e fango e l'amministrazione ha posto il veto sulla costruzione di casette da parte degli operai, perché concedendo il terreno il paese si ingrandirebbe e la popolazione rimarrebbe più attaccata al posto, ed è per questo che la speculazione privata trionfa esosamente. Vai a un camerone manno, un camerone lungo, ci saranno state un 15 e 20 persone, in dialetto, vuol dire il mio scar. Questo camerone, il lungo, in mezzo su chile, su chile, qua in occhio che su io, in cui ha che su un'atera, prosico che su mannico, perché eravamo, imus a due, io e poi in una, e l'esate era su mattissi in due, se no non veniva bene di bistare tutto. E salbrandasini, una riga a costala. Abbiamo su tripidaglia e depreta, lui propone sa casarola con che su manni, i zapatedda. E facciamo su quell'inna, non avevamo salinna, siamo a Foras, da culto salinna, non avevamo salinna e non facciamo su, e facciamo su manni con che salinna, non ha elettrico. Poi, quando non dobbiamo scorcare, sul letto dai volante, dai bello, che in una branda d'onzuna, che in una pizza e sacco, giulu. Nel camerone le brande sono 14. Su di esse dormono 60 operai, poiché le sciolte sono 3 e mentre una lavora, l'altra si riposa. Alcuni dormono per terra, in certi fossi che vi hanno scavato. La branda è formata da 2 regoli di legno con i piedi incrociati, sui quali è distesa attaccata una forte tela e si può stringere e chiudere. Non vi è saccone, si dorme semplicemente sulla tela e poiché il legno è spesso molto vecchio, vi sono troppe cimici. I cameroni sono sporchi e i fuochi fanno molto fumo che ristagna all'interno. Si tolgono pantaloni, giacca e gilet. La biancheria viene cambiata una volta alla settimana, anche 2. Noi dormimmo in una grotta naturale a fare carrogo di travaglio. Qualche volta faremmo in vita, ma di salai noghi 1 ora e mezzo di carriera. Non ci punti baracche su miniera e nessuno ci bevere. Sicuramente se bide sta teso, tocca si arrangiare. E poi questo mi da volta se che caso mi nome grutte.
lo facevamo questo pieno, ci davano 15 centesimi, che era 10 e 5, sono 15 centesimi. Un uso 2 soldinari, dicevamo, un soldo era 10 centesimi e soldinari era 5 centesimi. Quando siamo arrivati la sera che si è finita la giornata, tutti dovevamo presentare al capo servizio in ufficio per segnare quello che si lavorava. Io il giorno, non so, perché era la prima volta, erano i primi giorni che c'ero, e ha detto la giornata oggi, ha detto, è così, è 15 centesimi. E mi sono fatta io un lamento, ok? Chi è quella che ha detto io? Come si chiama il caposervizio? Chi è quella che ha detto io? E nessuno rispondeva. Anch'io ho visto che era un rimprovero che dovevo ricevere da questo qui, e nessuno ha risposto. E ho detto io poi, ho detto mi sono fatta male al piede dopo, ho parlato, no, non è quello, una lamentela quella perché vi sembrava poco. Non è poco, sono 15 centesimi, tu sei sospesa, mi hanno sospeso, la giornata, sospesa la giornata e sospesa per l'indomani anche, per 2 giorni di sospensione. Mi ha capito? Solo per dire, per lamentarsi, per dire, quelli già mi è costato. Lo mese va in noi è di 35 dì e si pagano a mesi. Quasi sempre si pagano da buia a cadenza. Che voce, si chiamano e si dicono, non sono pronti i conti. E così a pacca mi hanno dato 5 franchi, a rimani mi hanno dato 27 di franchi e mi hanno pagato in 3 voci. Su domingo e di feste non si traballa, ma non sapevo traballare. Con sa paga che si onte, come ti potevo fare festa? Sa paga non si aumenta. E ogni 2 città ci perdeu 2 dì di trabalho e funti 8 franco di manco che gli tenevo sul mese. È domenica, l'unico giorno in cui le miniere riposano, ma i ragazzi hanno spesso la mania di fare al contrario dei grandi. Questo dimostra che la fedeltà allo stesso lavoro, tramandata di padre in figlio, è già sentita a Carbonia. Deo non tengo dinai, manco quando a gattare sa famiglia. Mera sbortas, a Turu, vinse su un anno che ne tabiri. Se nasce sul mese di marzo del 1892 a Bidda Urbana. E moi vivo a Montegani. Manti mandavo a San Miniera de Monte Cruciao. Sa famiglia mia è atteso e des disigio de sicunissa. L'infanzia non è che sia stata rose e fiori qua. Io oggi ho una certa età e me ne ricordo abbastanza. Ho persentito raccontare da mia madre, perché mio padre ho fatto poco tempo a raccontarmi le sue cose. Però in famiglia si parlava del più e del meno, della miniera, te non devi andare a lavorare in miniera, qua e là, perché rovinato per rovinato ci sono già io, e non si deve più rovinare nessuno nella nostra famiglia. Perché mio padre quando è morto, poverino, è arrivata la pensione giusto, che è dovuto andare con le super liquidazioni, perché era invalido al 100%, non gli hanno riconosciuto quasi neanche il 21%. E questo pover'uomo qua aveva 3 figli a casa, ancora più la moglie. A vivere era un po' scabroso allora.
E noi ci stavamo, io, mio fratello, e si andavano, so, nelle discariche a cercare il carbone per vendere un sacco di carbone nelle discariche che c'erano qua, a bisticciare per una pietra di carbone. Questa è l'infanzia di un figlio di un operaio che è vissuto qua nelle miniere, perché alternative non ce n'erano, o lavoravi in miniera o se no era tabù, bisognava immigrare. Siamo qui a Gonnesa, nel cuore del bacino minerario iglesiente. Il paesaggio riempie di tristezza e di sgomento. Gonnesa raccoglie 3.800 abitanti. Sono tutti minatori, vivono in orride catapecchie a un solo piano. Mancano strade, fognature, acqua, latrine. I salari, dichiarati dal Regio Ufficio Minerario, sono di 2 lire e 20 centesimi. Le donne non trovano occupazioni. Durante le manifestazioni di ieri, la folla ha confusamente espresso al sindaco il desiderio di una riforma tributaria e di un miglioramento di salario. La stessa folla saccheggiava poi il casotto del Dazio e un negozio di commestibili il cui proprietario aveva sparato sui dimostranti. Nello scontro che ne è seguito, la truppa ha ucciso una donna e 2 giovani operai, ferendone gravemente altri 14. Gli arresti in massa terrorizzano perché nelle miniere si arresta sopra indicazioni del capoguardia, un salariato delle miniere. Abbiamo circa 400 arrestati. Gonnesa, 21 luglio 1906, Angelo Cabrini. Questo è un quadretto dove ci sono le 6 fotografie con la rappresentanza dei sindacati della GGL, di Vittorio e Fernando Santi, Nenni e Palmino Togliatti e della mamma che rappresenta questi 6 operai uccisi vicino all'ufficio del lavoro dove questi chiedevano lavoro e il governo di allora, ministro degli interni Scelba, rispondeva col mitra. Dove le democrazie fioriscono, controversie fra capitale e lavoro portano spesso alla pratica antisociale degli scioperi e si possono vedere scene edificanti come queste, dove i lavoratori di una miniera carbonifera dell'Illinois hanno instaurato lo sciopero seduto e trascorrono la giornata nell'ozio più avvilente. Le miniere erano la risorsa di tutta la zona, non solo di carbone, di tutta la zona, perché la zona viveva sull'agricoltura, pastorizia e le miniere. Altre risorse non ce n'erano e allora la gente viveva troppo male, si doveva cercare uno sbocco di uscire fuori dalla situazione.
e si dovevano fare delle lotte che poi a un certo punto la stavano spuntando i padroni, chiudendo le miniere, che il popolo si è tutto sollevato. Abbiamo fatto il lavoro in giro di persuasione alle famiglie, uscivano le donne più degli uomini, perché quando si facevano le donne, gli uomini li arrestavano, li picchiavano nelle piazze. Sempre i battaglioni della polizia erano all'ordine del giorno in piazza. Allora ci eravamo organizzate le donne e andavamo in prima linea. E la lotta si faceva così, a faccia anche con i padroni, con i carabinieri, con la polizia, che anche a me una volta mi hanno picchiato in piazza. Però non mi sono arresa. Ho saltato 2 muri, mi sono passata a mezzo agli operai, ho sfondato le baracche della roba americana per portare pietre agli operai per difendersi, perché l'unica risorsa degli operai, della difesa degli operai, erano le pietre che avevano intorno. Bombe lacrimogene, ci buttavano i carabinieri e sparavano anche in aria qualche volta. Ci rincorrevano e ne arrestavano degli operai. Sai, Anna, laggiù sono sepolti a centinaia. Li dobbiamo salvare. Anche loro hanno mogli e figli. Non piangere. Lo capisci, vero? A Saventana zero, e bido su vapore, passando in alto mare che gente uzieri. A Saventana zero, vendate cudastale, che li tenen amore, a su brigadieri mai se marca zero. Ne mi vuoi che c'hai? Devo andare a lavorare nel miniere dell'Africa, sparchendo a Tunisi. In modo tenendo a questa domanda al sindaco e al delegato di pubblica sicurezza, ottenere il suo passaporto. Io sono intanto negato, qui tannanta, che provvia se ne andare. La miniera di Capobecco è un punto di passaggio per l'Africa. Gli operai vengono qui, lavorano 10 o 20 giorni, finché si mettono da parte una decina di lire. Poi si imbarcano su un veliero qualsiasi e arrivano dopo tanto tempo in Africa. Per il tragitto spendono soltanto 10 lire. Il movimento degli operai quindi è molto grande. La maggioranza di loro sono pregiudicati. Il 70% circa sono stati condannati. Abbiamo molto da fare. Ecco com'è il fatto dell'emigrazione sospesa. Si dice che chi ha perso il padre e la madre va a trovare lavoro a Capobecco, al Refugium Peccatorum.
per poter mantenere un ritmo le società minerarie avevano escogitato. Si tratta anche qui di una ritrovata scientifica, il Taylor, e poi è venuto fuori questo Bedeau. Il Bedeau era un cottimo. Il cottimo nelle miniere non era generalizzato, riguardava soltanto alcune categorie. In fondo si trattava di dare un ritmo alla miniera, e il ritmo alla miniera lo dà il perforatore col ritmo di abbattimento del minerale, il manovale che deve sgombrare il minerale e tirarlo fuori. Tutti gli altri lavori sono conseguenziali. Allora più accentuo il ritmo di abbattimento e di estrazione, più la miniera va veloce. Questa era la logica elementare. Per far questo il cottimo Bedeau. Bedeau credo sia un nome esecrato nelle miniere, molti non sapevano neanche cos'è, però Bedeau tutti ne parlavano. Il cottimo Bedeau era un cottimo di misurazione del tempo e per misurare il tempo le società minerarie disponevano dei cronometristi, personaggi, come si può dire, non molto ben graditi fra gli operai, che il cronometrista aveva il compito di mettersi dietro il minatore, dietro l'operaio, che era soggetto al cottimo, misurargli il tempo. Questo cronometrista attaccava il cronometro e registrava su un foglio tutte le operazioni. Le operazioni che consistevano nel mettere il ferro alla macchina perforatrice, innestarla nella montagna, perforare, quanto tempo ci voleva per fare 1 metro di mina, quanto tempo ci occorreva per tirar fuori la macchina, cambiare il ferro, tutte le operazioni che sono connesse a questa operazione. Oppure il manovale che sgombrava, quanto tempo per piazzare il paiolo fra le gambe, quanto per tirare il minerale, alzare il paiolo, rovesciarlo nel vagone, quante paioli occorrevano per caricare il vagone, quanto sforzo ci voleva per fare il primo metro nello spingere il vagone, poi successivi, scaricare, tornare, tutte operazioni, tutte definite, cronometrate. L'unité Bedeau est composée de la partie d'une minute qui est travaillée et de l'autre, du repos qui est nécessaire afin de continuer le travail soutenant le même rythme durant toute la journée. Elle varie suivant les conditions, l'ambiance et le genre de travail et elle se détermine suivant l'analyse des temps, des gestes essentiels qui composent l'action, afin que l'ouvrier normal puisse faire la vitesse standard de 60 Bedeau heure. Quindi il cronometrista quando arrivava per molti rappresentava un elemento di controllo, allora acceleravano il ritmo, altri più smaliziati perdevano il tempo e facevano succedere quelle cose che normalmente succedono nella giornata di lavoro. Anche andare a fare la pipì, per esempio, allontanarsi, fermarsi, il cronometrista dice: ma che fai? Devo fare la pipì, mi capita durante la giornata. Oppure sedersi per fumare una sigaretta, il cronometrista registrava tutto questo. E tutte queste operazioni però per l'ufficio cottimo diventavano elementi di giudizio poi sull'operaio, perché l'operaio che aveva il coraggio di fermarsi, fumare la sigaretta diventava un coraggioso, chi faceva la pipì era un coraggioso, chi non si sottoponeva al ritmo diventava un ribelle, ed erano tutti poi classificazioni che andavano a finire su registri particolari. In base a questo poi veniva fatto il valore minuto. Tanti minuti, tante lire, e durante la giornata si arrivava al passo. La Pertusa, per esempio, aveva stabilito che la giornata media era al passo 60. Chi arrivava al passo 60 aveva la giornata guadagnata. Chi arrivava sotto guadagnava anche meno.
il est maintenant nécessaire de démentir certaines fausses informations qui se propagent à la suite de la campagne de dénigration du système Bedeau. Il serait erroné de croire que le système Bedeau soit un système d'exploitation de l'ouvrier, parce que les établissements Bedeau, renommés pour leur impartialité scientifique, ont étudié avec d'innombrables expérimentations les potentialités des muscles humains. Et ces ingénieurs ont ainsi déterminé la capacité productive standard de l'ouvrier. Le système Bedeau a donc ainsi introduit plus de justice dans les salaires, soit parce qu'il a étudié scientifiquement jusqu'au temps de repos nécessaire, soit parce qu'il paye les unités physiques avec des prix différents suivant les conditions de travail. Il ne se traite donc pas d'exploiter l'ouvrier, mais de collaborer avec lui en lui épargnant toute fatigue inutile, en le mettant dans les meilleures conditions de travail. Rammentatevi che le fatiche dello sport superano di sovente le fatiche del lavoro quotidiano. Eppure lo sport è una gioia e il lavoro è per molti una pena. Il lavoro invece deve essere intrapreso con lo spirito sportivo, qualunque sia il genere di lavoro. Il lavoro deve essere gioia, deve essere fonte di orgoglio, perché chi sa di soddisfare pienamente un dovere può esserne orgoglioso, perché come dice la Carta del Lavoro, il lavoro sotto tutte le sue forme, intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale. Promettiti sempre che sia un tuo premio per lo stato di avanzamento tra ballo, ma mai a parlare di voi. Nanta un esempio, che vedesi 4 metri su di avanzamento, ti donavo su premio 52 franchi a metro. Ma siccome entri 4 metri non ci riescevo mai a fare, su premio che si non ti paga nulla. E questo premio poi andava prezzo con tutta questa squadra, che sia 35. Su capo squadra mica sono fatti per un anno. L'operaio Pilloni è fisio e vagonista all'esterno. Vagonando nelle stesse condizioni dei tuoi compagni, tu sei più veloce e ti affatichi di meno. Perché? Hai qualche astuzia nello spingere il vagone? Di solito il binario non è perfettamente in piano. Io spingo sul vagone con la medesima forza sia che sia in discesa che in salita. Gli altri invece, come sentono il vagone andare da sé, non spingono più, quindi terminata la discesa è necessario uno sforzo superiore. Per questo si stancano più di me e non riescono a fare il numero dei vagoni che faccio io. Ti capitano mai deragliamenti? Non me ne capitano mai. Quando lavoro su una strada dove non ho mai vagonato, studio il binario mentre spingo il primo vagone. È impossibile che la strada mi freghi quando la conosco. Io penso al binario quando spingo il vagone. Penso al mio lavoro, non penso ad altro. Il Ministro per l'Educazione Nazionale, Sua Eccellenza Bottai, visita la mostra delle industrie estrattive della Sardegna, rassegna di prodotti, processi di lavorazione nella quale sono presenti tutte le miniere e le cave dell'isola, in marcia verso l'autarchia nel campo della metallurgia e della chimica applicata. In questa mostra figurano il carbone di Baku Abis, l'antracite di Seni, la lignite di Steractus, il nichelio e il cobalto, lo stagno, il rame, l'antimonio e il ginabro, il manganese, il piombo, lo zinco, prodotti ormai su vasta scala, fino ai metalli più rari come il molibdeno e il cadmio, e inoltre il talco e la steatite e il sale di Santa Gilla. Tutta una scala di eccezionale vastità di prodotti principali e loro derivati che fa della Sardegna un centro minerario di primissima importanza che il regime potenzia per il servizio della difesa e della indipendenza economica della nazione.
Additiamo all'esempio i seguenti operai che hanno saputo conquistarsi i primi posti nella classifica dei migliori. Cherchi Pietro, armatore, lavorando da solo senza aiutante, ha piazzati e guarniti 4 quadri in una giornata di 7 ore di presenza. Podano Raffaele, manovale al getto, ha gettato in una giornata di 7 ore 20 vagoni da 500 litri, 18.500 tonnellate, caricati a marra ad una distanza di 3 metri con un vagonaggio di 50 metri con 2 piattaforme girevoli. Noi eravamo tutti in fila a scala così, no? Allora avevamo martello, avevamo il cofista, si chiama un ragazzino, no? Per toglierci il materiale, no? E poi i paioli li portavamo noi. Quella che rimaneva indietro, si diceva in carrozza. Allora noi dicevamo, ma è vergognoso rimanere in carrozza, rimanevamo fermi noi, allora lavorava questa finché si toglieva la carrozza, mi capisci? Però eravamo sempre d'accordo, non è che bisticevamo, no? Eravamo sempre d'accordo. Il perforatore Manca Salvatore ha fatto in 100 ore di perforazione un totale di 672 metri, con una media oraria di metri 6,72. Per più di 3 volte veniva classificato primo della sua categoria. Vivissime felicitazioni! Il cavallo Saurino dell'impresa Manca Cornelio ha trasportato in 25 giorni 2.758 vagoni di materiale del peso unitario di 1 tonnellata alla distanza di 200 metri, ossia una media giornaliera di 110 tonnellate corrispondenti a 22 tonnellate chilometriche. Charles Bedot nasce a Parigi il 10 ottobre 1886. Nel 1909 concepisce il sistema di misurazione dell'energia umana che gli procurerà notorietà e ricchezza. Muore suicida il 14 febbraio 1944 in un carcere degli Stati Uniti, sotto l'accusa di intelligenza col nemico. Se in salute vuoi restare, con costanza devi praticare. Questa massima applicata nel lavoro, te lo giuro, vale un gran tesoro. Lavorando. L'anno in corso è stato molto carico di infortuni e non si sa per quale ragione. Gli infortuni più gravi sono causati da frane o cadute nei fornelli. Le categorie di operai che si feriscono più gravemente sono gli armatori. Gli operai poco pratici si feriscono più spesso. Le parti del corpo più frequentemente ferite sono le mani, la testa, gli occhi, i piedi. I giorni più infelici sono il martedì e il venerdì. Nuoce agli altri e specialmente a te. Basta un fallo, un'imprudenza nel lavoro per piombare a un tratto nel dolore. Io sto bene, sempre bene, ma lo sai perché? L'incidente, l'accidente, so scansar da me. In un camerone abbiamo visto il crocifisso alla testa di una branda. Ben ispirato è stato colui che vuole dormire sotto gli occhi di Dio che la sua mamma gli ha insegnato a pregare. Gesù Cristo è il Padre nostro e prediligerà sempre quelli che pensano e ricorrono a Lui. In un altro camerone, vicino per l'appunto, ci sono disegnati nelle pareti interne la falce e il martello incrociati. Questo è il più in disordine di tutti. Se quelli che ci sono dentro leggessero le notizie dalla Russia, vedrebbero che colà la falce intaglia il martello e il martello schiaccia la falce.
La falce e il martello non possono andare d'accordo che uniti in fascio con tutti gli altri utensili di lavoro della nazione. Io indosso volentieri la divisa da piccola italiana perché amo la mia patria e quando sarò grande la salverò da tanti pericoli, non con la guerra, ma con la preghiera al buon Dio, con l'esempio, col lavoro. Amo la patria, il re e la sua famiglia, il duce, e sarò contenta se Dio mi ascolterà e li conserverà. Mi piace poi la divisa perché la posso indossare e prender parte a tutte le adunate per le feste nazionali. Sento di essere degna e sono orgogliosa di gridare ad alta voce che sono italiana. Carbonia, sorta a tempo di primato. Le cifre dicono la sua breve storia materiata di volontà e di lavoro. Il 18 dicembre 17 presente il Duce nasce il nuovo comune. Sono pronti 712 appartamenti. Al 31 ottobre 18 ne sono costruiti 2220. Al 31 marzo di quest'anno 3220. Al 31 dicembre prossimo ve ne saranno 5000. Dove era una landa deserta sorge ora una città di 21.500 abitanti destinati a diventare ben presto 50.000. Le miniere hanno prodotto 1 milione di tonnellate nel 1939. Nel 1942 la produzione sarà triplicata. E se ne può dubitare osservando questi nostri minatori al lavoro a qualche centinaio di metri di profondità. La perforatrice ad aria compressa ha sostituito il piccone per strappare alla terra il minerale senza frantumarlo eccessivamente. Il pastorello era così, era in campagna con le scarpe fatte col fondo di gomma e quello di sopra con la pelle, per esempio se al Parò gli moriva una vacca, gli faceva le scarpe di quella pelle, senza cogni, soltanto spellava attraverso un bastone spaccato, quelle erano le scarpe. Quello che era vestito era fatto di pelle di pecora, la pelle di pecora ben cucita, ben fatta per entrare le maniche, quella coi gambali, coi gambeletti, e aveva questa pelle di pecora. Questa era. A chi aveva fortuna aveva anche un sacco, a chi non aveva fortuna sacco non aveva. E il sacco veniva fatto di pelo di capra, con il sacco di vilegrava, di pelo di capra, il sacco, a chi aveva fortuna. A chi non doveva stare con la pelle di pecora, con i gambaletti, e basta così. Quella era la vita del pastorello. Ogni notte dormire con le pecore, portarli verso le 2 di notte a pascolare Samurigada, a mangiare a mulli, a fare su gasu, a fare su gasu, a fare il formaggio, però il formaggio non ne può mangiare, deve mangiare ricotta, quello che Pasqua deve mangiare ricotta. E nell'inverno in campagna nella baracca si fa polenta condita di ricotta. Quella era la vita di allora del pastorello, questa era la vita.
Carbonia è nata per esigenza di guerra. Tanto è vero che dopo finita la guerra, Carbonia non doveva esistere più. Noi, prima del 1929, la famosa crisi, noi esportavamo molto carbone dalle altre nazioni. E allora, per mezzo dei servizi segreti e anche delle spie, venivano a conoscenza che in Italia si accumulavano tonnellate e tonnellate di carbone che venivano direttamente portate alle fabbriche. La Fiat non era una fabbrica di macchine come oggi, ma era una fabbrica di materiale bellico. Si costruivano carri armati, si costruivano mitragliatrici, si costruivano fucili, le fabbriche di tessitura fabbricavano divise militari e via via. Allora vennero alle orecchie di questa gente le sanzioni all'Italia. Non arrivava più carbone. Nel 1938 e 39 cominciò la nascita di Carboni, le miniere e le case per gli occhi. Buonanotte, signor ingegnere. Ah, buonanotte. Credo che ormai sia finita con questo incendio, no? Oh, certo. E poi col nuovo muro non c'è più nessun pericolo. Spero sia pronto prima di domani mattina. Che cosa ha detto? Oh, niente. Da dove veniva? Era di sceniera. C'è un incendio lassù. Un incendio? Quando parlate di disastri, come puoi fare il minatore? Ma Françoise, è il mio lavoro. Oh no, non potrò mai sopportare Françoise. questo. Françoise! Françoise! I coraggiosi non esistono sotto la montagna, che non si sa mai quello che sta lavorando a una certa altezza, che può essere sempre pericoloso, non è mai tranquillo uno, anche quando è armato. L'armamento esisteva allora in legname e anche in ferro, perché il legname mi dava quella garanzia di poterci lavorare tranquillamente, perché il legname era una specie di guardiano, quindi allerta, perché il legname, una volta che cominciava a caricare la montagna, certamente il legname cominciava a fare un certo scricchiolio. E questo scricchiolio, se uno non è competente, certamente se non lo capisce, ci può restare anche sotto. Di qua, all'altra galleria! Ma sarà sgombra! George! 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 E allora capitavano queste frane. Bene, quando mi chiamavano a me, io andavo in queste frane, li controllavo, vedevo un po'. Non mi buttavo certamente a capofitto a lavorare, perché prima di lavorare cominciavo a guardarmi questo lavoro nel modo come doveva essere affrontato. Ecco, un po' diciamo così, che io mi facevo un progettino nella mia mente per poter subito assicurare la volta e quindi cominciare a dare il passaggio via libera a tutti quanti avrebbero dovuto passare per poter continuare la produzione. Quindi se mi necessitavano uomini per poter affrontare questa frana, ma certamente io progettavo nella mia mente come dovevo armarlo, risparmiando tempo, possibilmente anche risparmiando lavoro inutile e risparmiando anche legname, che poi a sua volta poteva anche essere ripreso di nuovo e quindi continuare a rafforzarlo, assicurarlo ancora meglio.
Il lavoro procede con ritmo serrato. Il carbone è caricato sui trasportatori automatici che lo riversano a getto continuo nei vagoncini. La vita della miniera è regolata come un cronometro. Questa è la sala comando degli ascensori. L'indice segna le tappe della discesa. I vagoni vuoti arrivano e sono avviati alle gallerie. I vagoni pieni prendono il loro posto. L'ascensore risale. Il carbone è già alla luce del sole. Adesso è scaricato automaticamente nella laveria, dove si procede alla cernita. Queste operaie non hanno smesso il caratteristico costume sardo. Con flusso inesausto, il carbone riempie nuovamente i vagoni che lo trasporteranno celermente al porto di carico. Senza riposo, le gru riversano nelle stive tonnellate e tonnellate di carbone, destinato a forgiare le armi della pace e della guerra.
cominciai a svolgere all'interno della miniera, nonostante il clima di terrore che dopo lo sciopero si era instaurato, a svolgere attività sindacale assieme a un compagno pugliese, Antonio Laera, e questo fece sì che i tanti occhi della società vennero appuntati su di noi. Un giorno, mentre eravamo già dentro i nostri rispettivi cantieri di lavoro al pozzo, venimmo fatti risalire in superficie. All'ingresso trovammo i sorveglianti, tutti i sorveglianti, e il capo tecnico del settore galena. Bruscamente ci apostrofò e ci disse: Granella, Laera, cosa intendete fare? Andate via da soli o vi mandiamo a Marganai? Marganai è un'altra sezione di lavoro della società. Noi rispondemmo tranquillamente, sapevamo già che un giorno o l'altro saremmo stati chiamati e che ci avrebbero fatto una proposta del genere. Noi non vi daremo mai la soddisfazione di andarcene da soli. Ci dovrete licenziare voi, vi dovete assumere le vostre responsabilità. Andiamo a Marganai. Questo clima di terrore era sostanziato anche dalle liste di proscrizione. Quando un lavoratore veniva licenziato sia a Monteponi sia nelle altre miniere, il suo nominativo veniva trasmesso alle altre direzioni delle altre società. Questa è la mia scheda personale. È stata trovata in documenti d'archivio dal senatore Daverio Giovanetti. Ci sono tutti i miei dati e qui è scritto da non riprendere, cioè da non riprendere più al lavoro. Ancora, comunista pericoloso. Ancora in basso, ha tenuto la relazione sui lavori della nostra società, della Monteponi, al congresso della sezione del Partito Comunista Italiano. Questo era il clima che vigeva nelle società minerarie, soprattutto qui a Monteponi e alla Pertusola, San Giovanni Miniera. Quando un operaio si presenta per chiedere lavoro, noi confrontiamo un registro dove sono segnate le note caratteristiche del richiedente e se a suo carico sono notate mancanze di poca entità, si transige. Se la mancanza è grave non lo accettiamo e per non dare un rifiuto assoluto diciamo che dobbiamo sospendere il lavoro oppure che non ci sono posti vacanti. E alla fine del 1948, all'inizio del 49, il direttore della miniera di Ingurtoso si accorse che i muli diventavano ciechi molto presto, perdevano una parte dei loro piedi, camminavano male per trainare i vagoni del minerale che uscivano all'esterno. E allora disse, vabbè, qui quello che costa meno sono i lavoratori. Tanto i lavoratori una volta che diventano vecchi o sono inabili al lavoro li sostituiamo con altri, manodopera ce n'è in abbondanza. Cioè, perché non provate a fare delle bretelle, dei basti anche a degli operai in modo da sostituirli eventualmente con i muli? E così fecero. Una volta capitò che in occasione di uno sciopero venivano licenziati tutti i turbolenti e io fui interessato da 2 direttori di miniera a dare informazioni su questi operai. Quando nel pozzo scende la gabbiata e va la squadra nella galleria a preparare il posto alla volata con lampada mi illumini la via. Strilli il fioretto, brilla la mina e squarcia la montagna, si incastra alla parete l'armatura e l'acqua luce ardente mi accompagna.
la cernita e lo sgombero, la corsa del disagio e del vagone, tutto il lavoro prende al pallido chiarore del tuo raggio. Ma se mi vince il monte, spegni con la luce la tua luce, un'altra luce resta sempre ardente, il minatore. Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente. Niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinelle. Niente. Non si può far niente, se non dire parole di conforto e, forse, dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più. Fino a questo momento, oltre i 261 sepolti, sono stati estratti 6 feriti e 19 morti. Talvolta l'incuria, la distrazione degli uomini o anche la fatalità scatenano le forze primigenie della natura, forze misteriose che le antiche genti attribuivano ad orrendi mostri avidi di divorare vite umane. Voi Nazareno di Cutini, Conca San Luigi Arbusu, Macca Egidio Arbus, Silvio Olla Gustini, Bene Gesino Arbus, Laro Antonio Gustini, Mannaio Efisio Gustini, Sergio Francesco Terraldo, Avenio Arbus, Ron Attilio Gustini, Catti Emilio Arbus, Faustino Antonio Arbus, Serafio di Gustini, Italiano Angelo di Arbus, Serpintero Gustini, Leo Serafino Gustini, Tesoro Giovanni Gustini, Ido Pietro Arbus, Maccargio Luigi Gustini, Giuseppe Usai Gustini, Carlo Paolo Arbus, Maria Silvano Gustini, Salvatore Puscedo Arbus, Maria Picchio Pavidoni, Giulianello Bruno Arbus, il Giovanatorio Arbus, Angelo Marfiglio Arbus, Angelino Azzeni Arbus, Magia Italo Sarda. Io sottoscritto Sergio Francesco, operaio del posto Terre, invio ai miei compagni di lotta un cordiale saluto a tutti gli operai delle miniere di Montevideo. Un augurio, buona Pasqua a voi e alle vostre care famiglie. Ci furono questi gruppi che erano quelli più coscienti, più emancipati, più capaci di guidare la lotta, che si riunirono nei giorni precedenti, ai primi di marzo, giorni precedenti l'occupazione, ai primi di marzo, e infine il 16 notte decisero per il 17. Scesero nei pozzi, bloccarono gli ascensori, le gabbie che portavano i lavoratori all'interno e lì, con le assemblee, spiegarono i motivi essenziali che poi erano condivisi dalla stragrande maggioranza dei lavoratori per la quale questa occupazione veniva fatta. Ci fu molta adesione e ci fu molta disciplina e all'esterno si manifestò una solidarietà molto tumultuosa, le donne, i giovani, le scolaresche, la Chiesa, le ACLI, eccetera, eccetera, avevano ormai capito che era impossibile continuare ad avere, tra virgolette, repubblica, una repubblica nella Repubblica Italiana, all'interno della Repubblica Italiana. Ma il fatto aveva destato un po' di sorpresa per molti, però quasi subito il tutto
si rivelò altamente positiva l'azione dei minatori e di conseguenza c'è stata una mobilitazione generale della popolazione di Guspini e della zona, che portò a cominciare dalle 4 del pomeriggio del giorno 17 marzo del 61 fino alle 7 del mattino, che eravamo tutta la notte in giro con macchine e camion distribuendo viveri e coperte. E così per tutti i 17 giorni di occupazione. C'è stata, diciamo, una solidarietà proprio che aveva dato grande soddisfazione ai minatori, che con grande sacrificio e spirito di volontà hanno dovuto soffrire all'interno, però erano proprio sostenuti da una battaglia completa di tutte le popolazioni fino al giorno che sono usciti dalla miniera, che era esattamente il giorno di Pasqua. Nel giorno 17 novembre 1834, percorrendo la strada che conduce da Iglesias a Gonnesa e recandomi poi da Gonnesa a Terra Segada, possesso dei signori Brau di Iglesias, trovandomi al piede orientale del piccolo Monte Lisau, che domina il villaggio suddetto, nel cammino di Flumen Tiepida, rinvenni un frammento di arenaria bigia, al quale era aderente una sostanza nera carboniosa. Sottoposta questa sostanza alla prova del cannello, mi parve costituire un vero combustibile fossile. Furono vane le mie ricerche per riscoprire la giacitura di quella sostanza. Quel che so io di come praticamente è cominciato ad andare a rotoli la miniera, perché l'argomento è quello lì. Cioè, nel mio cantiere non succedeva, io non l'ho mai visto farlo, un lavoro del genere, però so che alla parte di Levante, cantieri di Levante, quando scoprivano, diciamo, dei filoni un po' importanti, buoni, diciamo, erano pronti
il giorno dopo a intasare la galleria di ripiena oppure addirittura farci un muro e tutto si chiudeva lì. Ci sono dei lavoratori tuttora che lo dicono. Ripeto, io non l'ho mai visto il mio cantiere farlo, non l'ho mai visto, però alla parte di Levante succedevano queste cose. Tutto qua. Orbene, eravamo andati a Iglesias pieno il cuore di speranze nella solidarietà concreta del continente socialista. Ricordate? Per tutta Italia non correva che una parola, non si affermava che un proposito: aiutare le isole. A una proposta di raccogliere fondi e destinarli a una propaganda civile ed educatrice nelle terre insanguinate dal fratricidio, tutti avevano battuto le mani. Ma le mani, impegnate in tale operazione, non trovarono poi il tempo per arrivare alla borsa. Vorremmo finirla una buona volta di prenderci beffe dei lavoratori del Mezzogiorno e delle isole dolorose, discorrendo e scrivendo di loro all'indomani di un eccidio, per dimenticare subito i morti e i vivi, in attesa di altre fucilate, di altri comizi, di altri scioperi di protesta, seguiti da nuovi oblii. Non so cosa vorranno o potranno fare per voi, lavoratori oscuri del sottosuolo sardo, le maggiori organizzazioni operaie del continente e il Partito Socialista. Voi non siete lettori politici, voi non siete clientela buona per abbonamenti, voi non vi appassionate alle tendenze. Per i giovani di oggi li prego caldamente proprio di non perdere i valori dei loro genitori, degli anziani che abbiamo combattuto tanto a Carbonia per salvare le miniere e anche per avere le fabbriche che abbiamo a Portoscuro, nei dintorni. Non c'era niente, era un deserto in questa zona. Noi con le lotte siamo riusciti a ottenere tutto questo. Non vorrei che i giovani perdessero tutti questi valori, vorrei che fossero uniti e lottare ancora e andare avanti e difendere i loro diritti, perché ne hanno bisogno oggi che mai, perché i tempi stanno sempre cambiando.
Grazie. Ultimo Marco. Non chiedo Mauro. Carta! Pier Giorgio! Carta Pier Giorgio! Ho capito! Fare radiatoria. Fai adesso. La quarta è confuso. A metà. Bravo Paolo! Bravo Paolo! Cadoni! Cadoni! Cadoni!
lavoratori è diminuito moltissimo. Siamo passati da 1500 a 100. Vengono mandati via così, a poco, come il lavoro diminuisce, senza nessun preavviso. Anzi, da 8 mesi in qua nemmeno più li devo licenziare. Se ne vanno da loro a cercare lavoro in Africa o in qualche altra miniera. Io vivo qui in miniera. Qui l'aria, rispetto a quella del paese e dei luoghi vicini, è migliore. O perché sono appassionato alla miniera, o perché ci ho fatto le lotte. Comunque mi è rimasta questa vocazione. Se io ritornerei a 18 anni, come sono entrato a 18 anni in miniera, ci ritornerei ad andare tranquillamente, perché non è un patrimonio da sottovalutare così. Perché queste voci che corrono, ma tu ritorneresti in miniera? Io la risposta la direi sempre sì, perché è un obiettivo che hanno altri per chiudere definitivamente le miniere. Sappiamo quello che ci costa, sappiamo le difficoltà che possiamo anche trovare, però è il pane, è la vita, è la famiglia. Quando uno si fa la giornata, anche in fondo alla miniera, 500 metri, 600 metri di profondità, con tutto il sacrificio, è la giornata che c'è per la famiglia, per una garanzia, per una prospettiva dei figli, eccetera. Ecco, difatti io mi sono creato una famiglia grazie al lavoro che ho trovato in miniera, malgrado tutte le sue conseguenze. Ma io non credo che questa miniera possa essere riattivata. Arrivati a un certo livello non abbiamo trovato più nulla. Ora troviamo ancora qualche cosa, ma roba da niente. Nei pozzi a 250 metri di profondità ormai troviamo l'acqua.
d'Italia, prodotto straniero, va fuori d'Italia, mai più non ritornar. Di quel che fabbrichiamo dobbiamo esserne fier, e quel che non è nostro dobbiamo ripudiar. O genti d'Italia, son queste le sanzioni che noi applicheremo a tutte le nazioni. Va fuori d'Italia, prodotto straniero, va fuori d'Italia, mai più non ritornar. Niente cassè, niente più tè, niente rosbif, niente roscop, odori e pomate, commedie posciate, pellicole e suoni, filati e cotoni. Non più sto capisse, né bonna né miss, fuballe e ping-pong, mostarde perdon, conserve ed estratti, né cani né gatti, né pipe né ombrelli, né scarpe e cappelli, né cric né crack, stipelius e frac, né chic né shock, né coc né stock. Va fuori d'Italia, prodotto straniero, va fuori d'Italia, mai più non ritornar. Or che le maschere son tutte cadute, le false amicizie si sono vedute. Anche avanti un passo. L'iniqua perfidia ritorni al suo suolo e crepi d'invidia chi male ci vuol. Anche avanti un passo. Molti nemici, molto onore per il nostro tricolore. L'Italia nel mondo potente signora per secoli ancora farà da sé. Niente più stop, niente più shop, niente bijou, niente bambù, fantini e cavalli, leone e sciacalli, sterline e metalli, limette e peicalli, champagne e bordeaux, gingille e cadò, sassofoni e gherli, faccione e sberli, né whisky né soda, né capo né coda, cantanti e pagliacci, bassette e mustacci, né flisce né cloche, racchette e calosce, crichette e rondò, carioche e postrò. Va fuori d'Italia, prodotto straniero, va fuori d'Italia, mai più non ritornar, mai più noi compreremo in tutto il mondo intero, e quel che non avremo sapremo fabbricar. O genti d'Italia, son queste le sanzioni che sempre applicheremo a tutte le nazioni. Va fuori d'Italia, prodotto straniero, va fuori d'Italia, mai più non ritornar. Non ritornar mai più, non ritornar mai.